Il sequestro preventivo di quasi 4 milioni di euro alla Sicania Soccorso, associazione no profit di volontari accusata di aver incassato soldi pubblici e di averli dirottati su una ditta individuale, ha aperto scenari importanti sulla gestione dei contributi dell'ASP di Agrigento e sul loro utilizzo. La vicenda, scaturita da un accertamento fiscale della Guardia di Finanza e del conseguente rapporto giudiziario del dicembre 2017, potrebbe portare a nuovi sviluppi investigativi. L'attenzione della Procura Agrigentina della Guardia di Finanza si sposta adesso su chi avrebbe dovuto controllare la gestione dei soldi pubblici, cosa che, da quanto emerge, non sarebbe mai avvenuta. Nella richiesta di sequestro preventivo del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Chiara Bisso, poi accolta dal GIP Francesco Provenzano, si palesa un passaggio che appare fondamentale. A fronte di ingenti finanziamenti da parte dell'ASP di Agrigento in 5 anni, tale azienda non ha mai controllato la documentazione di cui l'associazione Sicania Soccorso avrebbe dovuto essere in possesso per ottenere tali finanziamenti. E nulla nel tempo eccepito su una gestione visibilmente carente, il numero dei soci troppo ristretto per una finalità di volontariato e gravemente condizionato nella soggettività di essi, marito e moglie. Questo considerando che gli esborsi sono stati davvero enormi per una sedicente attività di volontariato e senza fine di lucro.